Metteremo una targa in Largo Colombo dove il nonno predisse che Vito Molinari sarebbe diventato un personaggio televisivo. E la sera invece, grande invenzione del regista, è quella di fare un Te che me. 2 ore di sketch, parole, è un programma su 3 piani, su musica, dialogo e scenette. Questo dove si terrà, a che ora? Allora, Largo Colombo, la targa, Piazza Matteotti di fronte al comune, il Te che me. Sono molto onorato, già ero onorato per il fatto che l'anno scorso mi hanno fatto cittadino onorario di Sestri Levante e poi ho preso il premio nonno dell'anno e quindi tutto considerato la targa è una conclusione bella, molto simpatica, molto carina, che viene perché è un aneddoto vero che mio nonno mi ha preso in braccio e ha detto un giorno metteranno una targa dove questo bambino è nato, mi hanno preso sul serio e hanno messo la targa, insomma. C'è questo spettacolo Teche Teche Me che sarebbero le mie teche, cioè delle immagini proiettate su un grande schermo, un pianista, un cantante, attore e ospite Elisabetta Viviani. Praticamente rivivo anche attraverso i libri che ho scritto, le mie grandi soubrette, i miei grandi comici, l'ultimo che è uscito da poco, Carosello e poi tutti a Nanna, in cui racconto la mia storia di più di 40 anni di Rai con più di 2000 trasmissioni televisive, almeno 1 migliaio di spettacoli teatrali. Se la televisione fa bene, magari anche noi riusciremo ad arrivare a 90 anni in forma come lei. Ma grazie, fa bene la televisione. Poi oltre che scrivere libri, pochi giorni fa è uscito l'ultimo libretto con Gamarò che è Due favole, è un libretto piccolissimo che tra l'altro regalo alla fine dello spettacolo alle persone. È un libretto piccolo che si chiama Due favole, che ho scritto una favola per il premio Andersen del 2018 e l'altro per il premio nonno dell'anno del 2018 e queste 2 favole, soprattutto quella del nonno dell'anno, si chiama Piccin e Pescettu, che è proprio una fiaba sestrina.